Sfregiata la scogliera di Marna Bianca di Realmonte con della polvere rossa, indagini in corso. Altri 42 comuni arancioni, il CTS chiede la zona rossa, le scuole difficilmente riapriranno, mancano i posti di terapia intensiva, i dati dei positivi reali sono molto più gravi degli ufficiali. Indagato Orlando, assolto Lombardo, ricercato Mifsud, dirigente consorzio universitario di Agrigento. La pandemia ferma ancora le partite, Acragas ha un nuovo presidente onorario e Adragna. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Vandali gettano polvere rossa sulla Marna della Scala dei Turchi, aperta un'inchiesta. I dettagli nel servizio. Gravissimo sfregio alla Scala dei Turchi di Realmonte, candidata a patrimonio dell'UNESCO. Ignoti hanno deturpato con vernice rossa e polvere da intonaco la Marna Bianca. Sul posto, acquisita la segnalazione, si sono recati i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento. La procura della Città dei Templi, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto a carico di ignoti un fascicolo per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. I carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, hanno immediatamente acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, filmati che adesso magistrati e carabinieri stanno visionando. Per imbrattare la scogliera è stata pure usata una polvere che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite. Sul posto Mare Amico, che ha realizzato queste tristi immagini, ha commentato: è uno sfregio vandalico gravissimo, la Scala dei Turchi non può restare abbandonata a se stessa senza nessun controllo. Speriamo che le forze dell'ordine trovino presto i responsabili. E nell'estate scorsa altra vernice rossa era stata versata sulla Marna Bianca di Punta Bianca ad Agrigento. La suggestiva scogliera venne pulita da Mare Amico e dai volontari del gruppo Porto di San Leone, che amareggiati dall'accaduto si sono detti disponibili a restituire l'originario colore anche alla Scala dei Turchi di Realmonte. In provincia di Trapani, in territorio di Erice, in località Pizzolungo, un uomo di 44 anni, NV, sono queste le iniziali del nome, intento a pascolare il suo gregge, sarebbe stato vittima di un malore ed è scivolato in un dirupo. Inutile si è rivelato l'intervento del 118 per recuperare il corpo, sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo i primi accertamenti il pastore ha chiesto aiuto al fratello che non ha potuto soccorrerlo, trattandosi di una zona molto impervia. Polizia, vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo della disgrazia solo dopo più di un'ora. Soltanto in serata il pastore è stato recuperato, ormai deceduto. Il Covid porta 42 comuni in zona arancione e i sindaci sono pronti a non riaprire le scuole. Vediamo. In Sicilia sono altri 42 i comuni dichiarati zona arancione da domani, domenica 9 gennaio, fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci su proposta del Dipartimento regionale ASOE per contenere i contagi da coronavirus nei territori coinvolti. Le misure restrittive anti-Covid saranno in vigore per quanto riguarda la provincia di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro. In particolare nella città dell'Uva Italia si registrano 860 casi. Il sindaco Vincenzo Corbo ha già disposto la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie. Nella città del Gattopardo figurano al momento 304 positivi al Covid. Il sindaco Stefano Castellino è orientato ad adottare misure più restrittive, a cominciare dalla scuola. E la zona arancione è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri 4 comuni siciliani, tra cui Ribera nell'Agrigentino. Nell'ordinanza firmata dal governatore Musumeci è stato inoltre disposto che esclusivamente nei territori dichiarati zona rosso o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività didattiche con conseguente adozione della didattica a distanza, la DAD, secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a 10 giorni. Intanto il Covid spaventa anche le università. Gli atenei siciliani faranno ancora esami online.
I sindaci dell'isola sono comunque decisi a non riaprire le scuole. Se la Regione non disporrà il rinvio della ripartenza delle classi in presenza, lo faranno proprio loro. L'ordinanza predisposta da ANCI, presieduta dal sindaco di Palermo Leoluco Orlando, si appella all'articolo 50 del testo unico degli enti locali, che dà la facoltà ai sindaci di prendere provvedimenti in emergenza. Ed è questo il caso di Ribera. Un'ordinanza viene emessa dal sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, circa la sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti comprensivi e di istruzione secondaria di seguito indicati, a far data dal 10 gennaio prossimo fino al 16 gennaio, per consentire il completamento della vaccinazione degli studenti e l'esecuzione di screening prima del rientro. Gli istituti scolastici sono il Francesco Crispi, il Don Bosco e Navarro, l'istruzione secondaria superiore Francesco Crispi, l'Istituto di Studi Musicali Tossanini. Il sindaco continua come anche la chiusura degli asili nido viene fatta fino al 16 gennaio 2022, è vietata altresì ogni festa non conseguente a cerimonie civili e religiose, la partecipazione a convegni e congressi all'aperto e al chiuso organizzati nell'ambito del territorio riberese. L'accesso agli uffici comunali per usufruire dei servizi è consentito, continua il sindaco di Ribera, previa prenotazione con l'utilizzo di mascherina FFP2. E fino al 31 gennaio 2022 saranno altresì chiusi i circoli ricreativi e i club. La chiusura di Villa Matinella fino a nuova disposizione, ritenuta area in cui non è possibile assicurare il divieto di assembramento di persone, e la chiusura anticipata alle ore 22 di bar e pub nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2022. Ho emanato qualche ora fa un'ordinanza che prevede il ritardo del ritorno a scuola nella nostra città, cioè non si rientrerà a scuola in tutte le scuole di ogni ordine e grado, è compreso negli asili nido e nell'istituto Toscanini e anche per gli enti di formazione lunedì 10 gennaio, ma si farà didattica a distanza per l'intera settimana. Nel frattempo vedremo l'andamento della curva epidemiologica e quindi rivaluteremo eventualmente quando rientrare a scuola. Nel frattempo si farà e sarà predisposto uno screening per la popolazione scolastica che potrà permetterci di ritornare a scuola in massima sicurezza. I dati sono monitorati continuamente, l'ultimo dato che mi è stato fornito è di mezz'ora fa e ci dice che a Ribera ci sono circa 546-47 soggetti positivi al Covid, di questi il 50% sono under 30, cioè soggetti in giovane età. Ecco anche la ragione per la quale abbiamo deciso di rimandare l'apertura delle scuole. In questa quarta ondata il virus si è dilagato in maniera veramente prepotente, causando anche delle difficoltà adesso nelle strutture sanitarie. Il nostro ospedale è quasi saturo, si registrano 10 ricoveri nella terapia intensiva e voglio sottolineare che soltanto un soggetto risulta vaccinato tra i ricoverati, gli altri non sono vaccinati. Questo per dire quanto è importante fare ricorso alla vaccinazione. Invito tutti ancora una volta a fare ricorso alla vaccinazione, aumentare il numero dei vaccinati, perché è uno dei pochi strumenti, sono l'unico che abbiamo nel contrasto a questa malattia, a questa diffusione del virus. Gli altri strumenti sono quelli del buonsenso e delle norme di prudenza, cioè l'utilizzo della mascherina, evitare gli assembramenti davanti alle attività commerciali, davanti ai bar e davanti agli uffici pubblici, garantire quindi il distanziamento sociale, evitare che si possano fare feste, c'è il divieto di qualsiasi attività di intrattenimento musicale e non nell'ordinanza, sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi fino al prossimo 31 gennaio 2022. È compreso anche la chiusura dei circoli ricreativi, culturali e dei club, perché anche in questi luoghi si rischia di aumentare il contagio e la diffusione del virus. E allora mi appello ancora una volta al senso di responsabilità, alla collaborazione di tutti i cittadini. Dobbiamo fare in modo che con i nostri comportamenti si possa limitare e contemperare e contenere la diffusione di questo virus. Pertanto un richiamo ancora a tutti nell'avere grande attenzione, perché ci dicono gli esperti che ancora il picco dovrà arrivare
è previsto nell'ultima decade di gennaio. Pertanto sappiamo tutti che siamo in piena quarta ondata da Covid nella sua variante Omicron, che è diffusiva in maniera massiccia. Dobbiamo garantire tutte le norme di prudenza, rispettarle tutte, fare ricorso, lo ripeto ancora una volta, alla vaccinazione, perché questi sono gli strumenti che abbiamo per contrastare questa ondata che grande difficoltà, grandi criticità, grandi complicazioni sta procurando non soltanto nella nostra comunità, nell'intera provincia, nell'intera regione e nel resto d'Italia. Il Comitato Tecnico Scientifico Siciliano chiede subito zona rossa per 15-21 giorni per arginare i contagi. Gli esperti suggeriscono all'assessore regionale alla salute Ruggero Razza la linea dura. Didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado per almeno 15 giorni, tamponi molecolari per accedere alle aree di emergenza degli ospedali. Per il Comitato Tecnico Scientifico regionale riunitosi ieri, l'unica strada possibile è il lockdown. Gli esperti bocciano l'ultima circolare della Regione che prevede che il tracciamento venga eseguito solo con tampone antigenico rapido, senza necessità di conferma del molecolare anche per i ricoveri in ospedale. Dal 6 gennaio basta un test rapido positivo per le nuove diagnosi e la fine della quarantena. Solo chi risulta negativo al primo test ma è sintomatico deve ripetere il tampone rapido molecolare dopo 4 giorni. Per gli esperti il mix tra variante Omicron e Delta ha messo sotto scacco la sanità siciliana, nonostante oltre l'80% della popolazione sia vaccinata. Avremmo l'80% in meno di ricoverati in terapia intensiva se il 70% e il 70% in area medica. Se al contrario fossimo tutti i vaccinati non ci sarebbe pressione in corsia e non sarebbe necessario riconvertire posti letto sottraendoli all'assistenza dei malati non Covid, spiegano alcuni componenti del CTS. E se i dati ufficiali sono già di per sé allarmanti, la situazione reale è ancora peggiore. I dati in tempo reale mostrano un numero molto più elevato di positivi. A protestare con forza contro l'ASP di Agrigento per la lentezza nel caricare nel portale i dati della situazione epidemiologica è il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro. La differenza, almeno a Raffadali, sta tra 98 positivi registrati dall'ASP e gli oltre 255 effettivi. Accade così che i numeri ufficiali siano disallineati dai dati reali e non permettono di prendere le dovute contromisure. Vediamo. Bollettino del 7 gennaio 2022. È stato necessario oggi fare questo bollettino per informarvi sulla situazione sanitaria. Pochi minuti fa mi è pervenuta da parte dell'ASP la comunicazione ufficiale dei cittadini positivi al Covid e mi dice l'ASP che a Raffadali ci sono 98 cittadini positivi al Covid. La situazione reale in mio possesso è invece che siamo oltre i 255. Io arrivo a questo risultato con i dati che mi sono comunicati da parte delle farmacie, da parte dei laboratori autorizzati, dati comunicati pure all'ASP, però ancora evidentemente non sono stati caricati nel sistema e ciò porta evidentemente a una situazione di fatto diversa da quella comunicatami e una situazione che non mi porta a prendere i provvedimenti conseguenziali. Per cui è necessario potenziare immediatamente il personale dell'ASP. Se hanno esigenze in questo momento di piena emergenza di personale, sono pronto personalmente io con i miei assessori ad andare a lavorare all'ASP per caricare dati, perché è necessario comunicare al Presidente della Regione i dati veri, perché in base ai dati poi Raffadali viene collocata nella fascia in base ai dati reali che ha e in base alla fascia arancione o rossa a prendere i provvedimenti che sono necessari. Io sono oggi in difficoltà, in base a un'ordinanza del Presidente della Regione, a prendere una decisione sulla chiusura o meno delle scuole, perché con i numeri che ho non sono in fascia arancione, mentre io secondo me con i dati che ho sono addirittura in fascia rossa. Quindi io prego gentilmente i vertici dell'ASP di metterci un po' di impegno. Se hanno esigenze personali lo dicano ai sindaci, che siamo pronti in questa fase di emergenza a collaborarli al 100%. Un'altra situazione ancora che va detta: questi dati sono dati che vengono fuori dai tamponi rapidi. I tamponi rapidi hanno un'affidabilità del 65-70%, quindi evidentemente ci sono soggetti che hanno fatto il tampone rapido,
può venire poi il risultato di negativo al Covid, invece possono essere anche positivi, perché abbiamo una piccola percentuale che sfugge al risultato del tampone rapido, cosa che non avviene invece col tampone molecolare. Quindi abbiamo una situazione bruttissima, con un trend che è meglio che non vi dico, perché mentre la settimana scorsa noi avevamo un trend di 10, 15, 20 cittadini ogni giorno positivi al Covid, oggi il dato di oggi è di 42 nuovi cittadini positivi al Covid, per non parlare di quelli che si fanno il tampone fai da sé, che comprano il tampone in farmacia e si fanno il tampone da soli e non lo comunicano a nessuno, perché questa è stata una scelta folle, scellerata, quella di permettere alle farmacie di vendere i tamponi, perché in quel momento si è deciso di non tenere più la situazione sotto controllo. Bene, l'ASP ha deciso in questo modo di non tenere più la situazione sotto controllo e infatti la situazione è incontrollabile oggi. Vediamo di mantenere questa benedetta distanza di sicurezza, vediamo di non toglierci mai più la mascherina, perché questa variante corre fortissimo, se entra dentro le mura domestiche colpirà tutti. Per questo io sono contro l'apertura della scuola, perché non vorrei che arrivano dentro le case il virus tramite i bambini, che sono delle persone che non riescono ancora a percepire la gravità del problema. Bene, e allora che cosa dobbiamo fare da domani in poi? Uscire di casa soltanto se c'è bisogno di uscire di casa, perché non sappiamo chi è positivo al Covid. Comunque vi dico che sono moltissimi, ogni giorno mi comunicano cittadini di essere positivi al Covid in modo asintomatico, ma sono positivi, quindi non sappiamo neanche tra le mura domestiche chi è positivo e anche tra le mura domestiche può tranquillamente essere contagiato. Quindi lo so che è assurdo, ma anche in famiglia vediamo di mantenere le distanze, anche in famiglia vediamo di utilizzare dentro la propria abitazione la mascherina. Un'altra cosa ancora che vi voglio dire. Poco fa abbiamo fatto l'incontro. Io ho sempre difeso le scelte governative, la scelta del Green Pass secondo me è stata una scelta positiva, una scelta efficace, però oggi non la sto più capendo, perché uno per andare a mangiare in un ristorante deve avere una serie deve avere il Green Pass, gli misurano la temperatura e lo stesso atteggiamento non dobbiamo averlo nei confronti dei bambini che vanno a scuola. Se la salute e il contagio, la diffusione del contagio è quello che dobbiamo contrastare oggi più di ogni altra cosa, io questa scelta del ministro Bianchi non la sto capendo. Certo, lui due parole dice, presenza e sicurezza, ma lui ha valutato veramente se c'è la sicurezza? Non le vede le lunghe code che ci sono davanti alle farmacie per farsi un tampone? Non le vede le lunghe code che ci sono nelle città per delle ambulanze al pronto soccorso? Non vede, essendo ogni giorno che gli ospedali ormai sono al collasso? Non lo sente nella televisione che la situazione sanitaria non è più sotto controllo? E allora perché questa ipocrisia di dire che manderemo i nostri giovani a scuola in presenza e in sicurezza? Chi la deve garantire la sicurezza? Il ministro Bianchi o il servizio sanitario che non è in condizioni oggi di garantirlo? Che abbiamo 5, 6, 7 giorni di ritardi per fare un tampone. Chi la deve garantire, ministro? Me lo dica lei. Perché stia tranquillo che io, se non c'è quello che ha detto lei, la sicurezza, i miei bambini a scuola non glieli mando. Ci sono 5.000 persone colpite dal Covid in provincia di Agrigento. I posti letto dei reparti Covid sono pieni. Il commissario dell'azienda sanitaria provinciale Mario Zappia riferisce: l'azienda è al lavoro per contenere l'emergenza. In particolare sono occupati 39 posti letto su 42 in reparto e 10 su 10 in terapia intensiva a Ribera, mentre ad Agrigento i posti occupati sono 23 su 30. Bene al momento le somministrazioni dei vaccini, ma non tra i più piccoli. Questo preoccupa soprattutto in vista della ripartenza dell'attività scolastica. Vediamo. Il primo appuntamento del 2022 con l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica, diciamo che era quello che non volevamo fare, perché siamo al momento al record assoluto, ma non è un problema solo di Agrigento e della Sicilia, perché questo virus si sta diffondendo in maniera veramente incontrollata. Ma diamo i numeri nostri, così almeno con i dati della provincia di Agrigento ci faremo un'idea di quello che è la nostra situazione. In questo momento abbiamo quasi 5.000 positivi, da 4.500 a 5.000, e ovviamente crescono ogni giorno in più perché
la situazione sapete bene che è esplosa nella sua contagiosità. Vi dico subito il numero anche dei posti letto, perché i posti letto voi sapete che Ribera si è riempito, in questo momento abbiamo 39 persone in medicina su 42 e 10 su 10 su terapia intensiva, quindi stiamo lavorando per ampliare i posti letto di Ribera, però al momento attuale dobbiamo appoggiarci su Agrigento, e Agrigento, che aveva attivato 30 posti letto, adesso ne ha 23 su 30, quindi altri 7 posti letto, mentre si sta dando da fare per attivare anche la terapia intensiva. Diciamo che su Ribera avevamo iniziato i lavori, come avevo detto la volta scorsa, per l'ampliamento sia della medicina, posti letto di medicina, che di terapia intensiva, però anche lì il Covid ha colpito la squadra di operatori che lavoravano e quindi qualche giorno di ritardo ce lo prenderemo anche su Ribera. La situazione quindi è in continua evoluzione e chiaramente con quello che vi sto dicendo capite bene che un impatto sui ricoveri in elezione si avrà ovviamente, perché dobbiamo recuperare nell'arco di ore posti letto per poter curare i pazienti Covid, e quindi ci stiamo dando da fare anche in questo fine settimana per attivare ulteriori posti letto. Vaccini, la situazione diciamo che si presenta un po' meglio, se così si può dire. Nella giornata del 5, che è l'ultimo dato che c'è, abbiamo 5.700 vaccini, ma quello che volevo raccontarvi e che mi sembra degno di nota è che ci sono un bel po' di prime dosi. Negli ultimi 3 giorni, il 3 gennaio avevamo 500 prime dosi e sono 500 Novax, comunque gente che non era convinta a vaccinarsi che si è convinta. Ne abbiamo avuto 800 il 4 gennaio, quindi un altro numero considerevole, e 600 il 5 gennaio. Vi do i numeri della settimana dei vaccini. Abbiamo fatto 31.000 vaccini, di cui 3.169 prime dosi. Abbiamo invece 25.000 terze dosi e 2.600 seconde dosi. Quindi diciamo che sul fronte vaccini la popolazione sta rispondendo e questo non può che essere una buona notizia. Non abbiamo la stessa buona notizia per quanto riguarda i bambini, perché i bambini non siamo poco più del 5% vaccinati, ma in considerazione del fatto che aumentano le scuole, cioè che adesso riapriranno le scuole, penso che sarebbe prudente per tutti noi avere quanto più possibili ragazzi vaccinati. Capirete benissimo che la ASP in questo momento si sta al massimo degli sforzi per cercare di fronteggiare questo momento che non passerà nelle prossime settimane. Io dico che il mese di gennaio sarà un mese difficile per tutti noi, quindi noi ci attrezziamo, stiamo aumentando le ore, abbiamo già aumentato da 24 a 30 le ore per chi lavora negli hub, abbiamo reclutato nuovo personale approfittando della disponibilità dei biologi e dei dentisti, quindi libereremo nuovo personale medico per poter fare le vaccinazioni. Stiamo attivando i nuovi drive-in di concerto con i sindaci dei comuni più importanti. Capite bene che in questo momento la nostra attività è frenetica al massimo per cercare di far fronte a questo momento importante, però ovviamente non possiamo lasciare che siano solo gli altri a fare qualcosa, quindi nei limiti della vostra coscienziosità cerchiamo di evitare assembramenti, cerchiamo di evitare occasioni di festa, di contatto, di raggruppamenti, di riunione. Ovviamente se non ne possiamo fare a meno non vi dico questo, allora a quel punto vi dico mettiamo mascherine e areiamo. Però se c'è un momento di incontro che può essere rinviato di qualche settimana, facciamolo, perché si tratta di buon senso e si tratta di fare in modo che non corriamo il rischio di ammalarci noi né di far ammalare gli altri e soprattutto di non poter far curare le persone che ne hanno bisogno. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, su persona informata sui fatti, adesso è indagato per omissione d'atti d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura sulle circa 900 bare
insepolte al cimitero dei Rotoli. L'anno scorso un presunto pagamento di tangenti ha coinvolto l'ex direttore del cimitero dei Rotoli, Cosimo De Roberto, e adesso incombe la richiesta di rinvio a giudizio per 10 indagati. Il forno crematoio è guasto da quasi 2 anni. I familiari dei defunti da tempo denunciano lo scandalo e lo scorso novembre anche l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, è intervenuto sottolineando il grave sconforto di migliaia di persone che non possono seppellire i propri cari. Arriva un'assoluzione per l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo. La Corte d'Appello di Catania ha assolto l'ex leader dell'MPA dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa perché il fatto non sussiste e corruzione elettorale per non aver commesso il fatto. Alla lettura della sentenza l'ex leader dell'MPA non era in aula. Arturo Cantella. La Corte di Appello di Catania ha assolto l'ex presidente della regione siciliana, onorevole Raffaele Lombardo, per concorso esterno all'associazione mafiosa e corruzione elettorale. Alla lettura della sentenza l'ex leader dell'MPA non era presente in aula. L'inchiesta, che in 10 anni di udienze ha portato a 2 sentenze contrastanti e a un annullamento con rinvio della Cassazione, si basa su indagini dei carabinieri del Rossi di Catania sui rapporti tra la politica, gli imprenditori, i cosiddetti colletti bianchi e Cosa Nostra. Per la procura Lombardo avrebbe favorito clan e ricevuto voti alle regionali del 2008, quando fu eletto governatore, accuse sempre respinte. Numerose le testimonianze in favore verso l'ex presidente Lombardo. Arrivano da parte del vice ministro Cancellieri. La soluzione dell'ex governatore, dice Cancellieri, della regione siciliana Lombardo chiude una vicenda che ha sicuramente lacerato la politica e le istituzioni siciliane. Spero che mai più nella nostra terra accadano fatti simili, con l'augurio a Lombardo e alla sua famiglia di ritornare presto alla serenità. È il momento, afferma Cancellieri, di rispettare la sentenza della magistratura che sgombra definitivamente il campo da ogni ombra che ha in questi anni leso l'immagine delle istituzioni regionali. Solidarietà arriva anche da Musumeci, che afferma come la sentenza emessa della Corte di Appello di Catania restituisce finalmente serenità non solo a Raffaele Lombardo e ai suoi familiari, ai quali rivolgo un pensiero di affetto e amicizia, ma anche all'istituzione che ha guidato. Per Musumeci bisogna avere rispetto delle sentenze e fiducia nella giustizia, guai quando la giustizia invade il campo della politica e viceversa. Comunicato stampa in favore di Lombardo arriva anche dall'onorevole Giusy Savarino, portavoce di Diventerà Bellissima, che afferma come sono certa di interpretare un sentimento condiviso nel movimento Diventerà Bellissima, esprimendo soddisfazione per la soluzione dell'ex presidente Lombardo, un politico di spessore e un amico. Personalmente, continua la Savarino, non ho mai avuto dubbi sulla sua estraneità alle contestazioni fattagli. Oggi trova giustizia, certo dopo 10 anni di sofferenze per lui e per la sua famiglia. Solidarietà arriva anche da parte dell'UDC della Regione Sicilia per la soluzione dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. La sentenza certifica l'estraneità nei fatti contestati e gratifica l'onorevole Lombardo per il comportamento improntato alla massima trasparenza e al rispetto per la magistratura. Ad affermarlo il coordinatore regionale dell'UDC, onorevole Decio Terrana, che afferma come un padre e un uomo pubblico che ha saputo nel corso degli anni testimoniare i valori democratici e cristiani che hanno nel rispetto per le istituzioni un forte ancoraggio ideale. La sentenza, conclude Terrana, gli restituisce la dignità politica che non ha mai perso e la serenità di avere agito correttamente al servizio delle istituzioni. Pernottamenti in hotel, molte volte di lusso, pranzi e cene in ristoranti alla moda, trasferte in aereo e persino ricariche telefoniche e il pagamento di bollette e l'acquisto di generi di consumo per un totale di quasi 50.000 euro pagati con le carte di credito del Consorzio Universitario di Agrigento. Eccolo nero su bianco l'atto d'accusa della Procura di Agrigento nei confronti di Joseph Misfood, misteriosa figura chiave al centro dell'indagine
l'intrigo internazionale Russiagate, di cui si sono perse le tracce dalla fine dell'ottobre del 2017, i PM, come apprende l'ADN Kronos, hanno chiesto il rinvio a giudizio per Mifsud, accusato di peculato in concorso ad altre 2 persone, Olga Matraxia in veste di dirigente del settore affari generali del Consorzio Universitario di Agrigento e Andrea Occhipinti come dirigente del settore finanziario del Consorzio, come si legge nella richiesta al GUP. Per la Procura quei soldi sarebbero serviti per il soddisfacimento di spese esclusivamente personali a beneficio di Mifsud e dei soggetti non identificati che con lui si accompagnavano, in particolare il procuratore Luigi Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Bella, che hanno coordinato l'inchiesta con il PM Chiara Bisso, contestano al misterioso personaggio di cui si sono perse le tracce, a cui non è stato possibile neppure recapitare la richiesta di rinvio a giudizio, una serie di spese che vengono elencate una per una. Il misterioso personaggio è sparito dopo il suo coinvolgimento nell'affaire internazionale. Joseph Mifsud, che era stato nominato presidente del Consorzio Universitario di Agrigento nel 2009 su indicazione dell'allora presidente della provincia Eugenio Dorsi, è sparito dai radar della giustizia dopo che nell'ottobre del 2017 gli investigatori USA dell'epoca resero noto il suo coinvolgimento nel Russiagate. È stato cercato ovunque, nel suo appartamento a Roma, nel suo ex campus alla Link University di Roma, a Londra. Secondo il Comitato Nazionale Democratico, che ha citato in giudizio Mifsud anche per hackeraggio di migliaia di mail di Hillary Clinton nel 2016, il professore potrebbe essere scomparso o forse morto. Tante le voci, alcune lo darebbero addirittura in Russia. La Procura di Agrigento continua a cercarlo, ma finora senza esito. L'udienza preliminare si terrà il 12 febbraio 2022 davanti al GIP Francesco Provenzano, ma con ogni probabilità potrebbe slittare per problemi di notifica. Il fantasma di Mifsud continua ad aleggiare, ma resta irreperibile. L'ex deputato regionale Giancarlo Granata aderisce a Fratelli d'Italia. Arturo Cantella. Onorevole Granata, parliamo di questo suo passaggio, adesione a Fratelli d'Italia. Come mai e cosa l'ha spinta a questa scelta? Ma intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il commissario provinciale, l'amico Lillo Pisano e tutti gli amici del partito di Fratelli d'Italia, non solo a livello provinciale ma anche a livello comunale, il segretario del partito Gero Drago, per l'accoglienza che hanno riservato a me e ai miei amici. Per me rappresenta un momento importante, un ritorno a casa, in quella che è la mia casa politica. Dopo lo scioglimento di Alleanza Nazionale c'è stata da parte di tutti gli amici che si riconoscono nelle posizioni di una destra moderata, di una destra di governo, un attimino di disorientamento. In Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni oggi troviamo il nostro punto di riferimento importante per dare il nostro contributo all'affermazione e alla crescita politica della destra di Fratelli d'Italia in provincia di Agrigento. I suoi progetti futuri in merito, si parla di, non so, prossime eventuali candidature, ecco, quale sarà il suo impegno fattivo anche per la nostra provincia? Il mio approccio oggi vuole essere quello di mettermi a disposizione di un'idea. Io sono uomo di partito e intendo fare crescere il mio partito, che è Fratelli d'Italia, in qualsiasi ruolo e prospettiva essa sia. In questo momento noi dobbiamo cercare, con Lillo Pisano che è il commissario provinciale, insieme a tutti gli amici e alla classe dirigente radicata nel territorio, contribuire all'affermazione di questo partito. È un partito che rappresenta in questo momento l'unica opposizione a questo governo Draghi, che ha preso delle misure che sono assolutamente non coerenti rispetto a quelle che sono le esigenze volute dagli italiani. L'ultima finanziaria, voglio evidenziare alcuni aspetti che sono importanti, per esempio il bonus bebè, che è stato inglobato in questo assegno unico sul quale bisogna vedere se è veramente rispettoso di quelle che sono le esigenze di tutti i nuclei familiari. Ma ancora, a quanto pare, la gestione della pandemia è legata per esempio all'aspetto che la quarantena probabilmente non viene riconosciuta come malattia dall'INPS, quindi vi sono la riduzione della moneta circolante sino a 1.000 euro, una serie di provvedimenti che vanno contro al ceto medio. E quindi per questo devo dire che anche l'atteggiamento coerente che Giorgia Meloni
Meloni e Fratelli d'Italia hanno assunto a livello nazionale mi induce a ritornare a sposare con grande entusiasmo le battaglie politiche della destra in provincia di Agrigento, per fare in modo che anche in provincia di Agrigento il partito di Fratelli d'Italia possa affermarsi come primo partito della coalizione. Un partito che cresce oggi con un'importante adesione, quella dell'onorevole Granata, cosa di non poco conto. Certo, Fratelli d'Italia cresce in provincia di Agrigento, l'adesione di Giancarlo Granata è un'adesione di grande qualità, è un'adesione di un uomo che viene dalla destra e che naturalmente il suo percorso politico è riconosciuto a tutti. È un percorso di grandissima qualità che rientra in Fratelli d'Italia per costruire assieme a me, assieme a altri componenti della segreteria provinciale, il partito in provincia di Agrigento. Naturalmente ci avviciniamo per le regionali, la lista di Fratelli d'Italia sarà una lista abbastanza competitiva dove ci saranno varie estrazioni politiche all'interno del gruppo, soprattutto territoriale e provinciale, dove andremo a concorrere per il seggio all'Ars. Un orientamento circa la candidatura di Musumeci? A oggi diciamo che siamo fermi a degli accordi che verranno fatti a livello nazionale e poi naturalmente i partiti dovranno decidere se continuare questa esperienza con il Musumeci bis oppure naturalmente sempre nell'ambito del centrodestra ci sia un candidato diciamo di unione di tutto il centro. Siamo con Gero Drago, segretario del circolo di Canicattì. Parliamo di questa adesione che massicciamente avviene al partito di Meloni di Fratelli d'Italia qui ad Agrigento oggi nella segreteria con la presenza di Lillo Pisano. Sì, Fratelli d'Italia è un partito in grande espansione, il grande lavoro di Giorgia Meloni, di tutta la classe dirigente nazionale, regionale e territoriale sta facendo sì che tanti operatori politici e territoriali appunto vedano di buon occhio il nostro partito. L'entrata, l'adesione di Giancarlo Granata in Fratelli d'Italia è la dimostrazione di come Fratelli d'Italia appunto diventa attrattivo per operatori politici che hanno dimostrato enormi capacità di avere anche consensi territoriali e quindi diventa un valore aggiunto per la nostra realtà. Ci sono adesioni anche a livello comunale di Canicattì. Canicattì è una città grossa per cui diciamo è ampia la partecipazione. Qualche nome gentilmente? Esattamente, insieme a Giancarlo aderiscono anche dei consiglieri comunali, in particolare avremo il piacere di ospitare alla nostra casa Giuseppe Lalicata che è un consigliere neoeletto che si va ad aggiungere a Daniela Marchese Ragona che abbiamo appunto eletto nell'ultima tornata elettorale, un partito, ricordo Canicattì, che già ha espresso un risultato eccezionale, quello dell'8% alle ultime amministrative, che grazie anche a questa adesione diventerà ancora più forte, ancora più radicato e naturalmente l'obiettivo è quello di continuare a far aderire, a mettere in condizioni chiunque voglia avvicinarsi al nostro. Ecco Sindaco, oggi un evento importante che vede il partito di Giorgia Meloni crescere con l'adesione anche di numerosi esponenti qualificati come l'onorevole Giancarlo Granata e diversi consiglieri, anche lei stesso diciamo ha la sua matrice nel partito della Meloni. Come valuta questo momento così importante? Ma io penso che sia un ritorno importante da parte dell'onorevole Giancarlo Granata, che ho avuto l'onore di conoscere nel 2007 quando l'allora sindaco Giuseppe Manzone è stato appoggiato dall'allora Alleanza Nazionale. Il partito sta crescendo, il partito di Giorgia Meloni è un partito sempre in crescita ed è dovuto sicuramente al clima familiare che si respira in questo partito e non sta facendo, come si suol dire, qualcosa di eccezionale, ma sta facendo una cosa che tutti i cittadini vogliono, di essere coerente con tutti gli italiani. Quindi sono contento dell'adesione da parte dell'onorevole Giancarlo Granata. Anche noi abbiamo dei consiglieri comunali a Montallegro, storici, da cui Giovanni Panarisi, e a giorni ci saranno sicuramente altre adesioni anche all'interno del mio consiglio comunale. Ecco, lei come si trova al momento con il nuovo incarico di sindaco? Possiamo fare già un primo screening di questo momento difficile anche per Montallegro come per altri comuni della nostra provincia? Sì, sicuramente è un momento critico per tutta
tutti i sindaci dell'Agrigentina, tutti i miei colleghi. Stiamo cercando di far rinascere la nostra comunità che viene, come tutti sanno, da un periodo commissariale dovuto alla mozione di sfiducia all'allora sindaco Scalia. Sicuramente i problemi non mancano, però anche grazie all'aiuto politico dei vari partiti che compongono la nostra coalizione stiamo cercando di migliorare la vita dei nostri concittadini. Ecco, il problema con le scuole, tanti sindaci hanno provveduto a fare delle istanze di chiusura, Canicattì, Ribera, ecco, da voi qual è la situazione? Allora, la nostra situazione è uguale per tutti, come in tutta la provincia. Realmente, secondo noi e secondo me personalmente, manca quello che è l'ASP, la veridicità dei dati dell'ASP, che è molto indietro nel comunicare i positivi ai vari comuni, perché su un fronte di pochissimi positivi non possiamo far partire la zona arancione, la zona rossa, in caso in cui sono di più, e quindi non possiamo nemmeno chiudere le scuole, anche se insieme con tutti i miei colleghi stiamo vedendo di fare un'ordinanza unica proprio per chiudere le scuole e proteggere quella fascia di popolazione che sono i bambini che non sono vaccinati e quindi sono più a rischio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Omicidio Mattarella, la Procura di Palermo archivia l'inchiesta aperta nel 2018 relativa alla pista NAR sull'omicidio dell'ex presidente della regione siciliana. Movente chiaro, si cerca ancora il killer. Nel verbale dell'antimafia desecretato da poco, Falcone spiegò perché i mafiosi pentiti non conoscevano gli esecutori dell'omicidio di Piersanti Mattarella. C'è il servizio. La Procura della Repubblica di Palermo avrebbe archiviato, si legge in taglio basso in prima pagina sul quotidiano a caratura nazionale Il Dubbio, l'inchiesta iniziata nel 2018 sull'omicidio di Piersanti Mattarella, 6 gennaio 1980, collegato alla pista NAR, nucleo armato rivoluzionario, pista che vedeva alla sbarra gli ex terroristi assolti Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini. Tutti i mafiosi pentiti ascoltati durante il processo, continua Il Dubbio, hanno confermato che gli esecutori appartenevano alla cupola. Peraltro, secondo i giudici dell'appello, non reggeva sul piano logico l'impiego di killer esterni alla mafia. Caduta quindi la teoria dello scambio favori fra NAR e mafia, il magistrato Giovanni Falcone lo definì un omicidio politico-mafioso, continuano le righe del quotidiano, poiché Piersanti Mattarella perseguiva la politica delle carte in regola, ossia un pericolo per Cosa Nostra, ovvero per il binomio mafia-appalti, come da non dimenticare i contrasti interni alla DC siciliana fra Vito Ciancimino e Piersanti Mattarella. Nell'audizione del 1990 di Falcone in commissione antimafia e recentemente desecretata, il giudice spiegava come il 1980 rappresentò il momento più acuto di quella che sfociò nella nota alle cronache guerra di mafia. In quell'audizione si parlò pure di come c'era da chiedersi quale versante della mafia era interessata a uccidere Mattarella e se quale persona del mondo politico aveva chiesto di ammazzarlo. Tutti i collaboratori di giustizia in proposito, si legge nel quotidiano, non hanno mai saputo indicare il killer dell'ex presidente della regione. Tommaso Buscetta, andando sul punto, parlò a suo tempo di come Bontate gli disse, conclude Il Dubbio, che l'omicidio era stato deciso dalla commissione per l'insistenza dei corleonesi, dovuto alle nuove regole imposte da Piersanti Mattarella e alla sua nuova politica che faceva loro perdere gli appalti. Rimane il fatto a tuttora come la procura palermitana abbia archiviato l'inchiesta avviata nel 2018 sull'omicidio collegato alla pista NAR, nucleo armato rivoluzionario. Ha raccontato di aver subito per anni maltrattamenti da parte del marito, con cui è sposata da oltre 2 decenni, trovando il coraggio di denunciarlo ai carabinieri di Agrigento. Protagonista una donna di 45 anni che dopo l'ennesima aggressione ha detto basta, si è presentata così davanti ai militari dell'Arma che hanno subito attivato il protocollo del codice rosso utilizzato in casi di violenza e maltrattamenti. A finire nei guai il coniuge, un 50enne agrigentino. La donna ha raccontato ai carabinieri il periodo infernale vissuto e le ultime aggressioni, l'ultima delle quali verificatasi il 5 gennaio scorso.
e i carabinieri della stazione di Cammarata hanno arrestato un 43enne del posto per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie. L'uomo avrebbe disatteso il provvedimento a cui era sottoposto, che lo obbligava a stare ad almeno 500 metri dalle persone offese e a non frequentare gli stessi luoghi. I militari invece lo hanno sorpreso sotto casa dell'ex coniuge, da qui l'aggravamento della misura con l'arresto. A Campobello di Licata, in contrada Serramendole, ignoti malviventi hanno assaltato un vigneto di uva da tavole e hanno tagliato 350 viti. Il fondo è di proprietà di 2 fratelli imprenditori agricoli che hanno sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Licata. Il danno provocato è in corso di quantificazione. Le indagini sono in corso. Hanno prima rotto la vetrata d'ingresso di un esercizio commerciale lungo via Campobello nel centro di Licata e una volta dentro sono riusciti a portare via gratta e vinci e monete per un valore ancora in corso di quantificazione. Poi la fuga e quanto accaduto al supermercato Aurora. A fare la scoperta il proprietario che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Sul posto i militari della compagnia di Licata che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei protagonisti dell'azione. Al vaglio le immagini di alcune telecamere che insistono nella zona. I carabinieri di Licata il giorno della Befana ridonano il sorriso a una famiglia in difficoltà. Tutto ciò è successo nel giorno della Befana alle ore 8 presso la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Licata, dove giungeva una telefonata di un uomo che si presentava come un vicino di casa di una famiglia in grosse difficoltà. L'anonimo interlocutore ha quindi spiegato che all'indirizzo da lui segnalato viveva una famiglia composta da padre, madre, una figlia dodicenne e un figlio di 5 anni, attualmente in totale stato di indigenza. Alla notizia, l'operatore della compagnia dei carabinieri, inviata una pattuglia della sezione radiomobile degli agenti di Licata, hanno appurato la veridicità della notizia. Nel giorno della Befana non avevano nulla da mangiare. Confermata la notizia, immediatamente al comando dei carabinieri scattava una gara di solidarietà tra i militari presenti che, raccolta una certa somma, veniva interamente utilizzata per acquistare derrate alimentari di prima necessità, che venivano così consegnate per il benessere di quella famiglia. L'azione dei militari dell'Arma dei Carabinieri proseguiva quindi segnalando la situazione ai servizi sociali del comune di Licata per una assistenza più puntuale. Digitale terrestre. Caterina Licatini, deputata siciliana del Movimento 5 Stelle, presenta un'interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico per far fronte a una situazione che nel 2022 potrebbe veder soccombere le emittenti. Il cambio delle frequenze danneggia le TV locali. Arturo Cantella. Un sostegno per le TV locali arriva dalla parlamentare di 5 Stelle, onorevole Caterina Licatini, siciliana originaria di Enna, che in una interrogazione parlamentare al Ministro per lo Sviluppo Economico, a Giorgetti, afferma che il cambio delle frequenze danneggia le TV locali. Lo Stato deve intervenire per tutelarle e impedirne la chiusura. La parlamentare continua come bisogna sostenere l'innovazione, ma senza che le realtà economiche più modeste e i servizi fondamentali per le nostre comunità ne paghino come sempre le conseguenze. Così l'onorevole Licatini di 5 Stelle, commentando le difficoltà che il cosiddetto refarming, il cambio delle frequenze televisive dovute al nuovo digitale terrestre, sta provocando per le TV locali. L'onorevole Licatini ha infatti presentato un'interrogazione al Ministero dello Sviluppo Economico per far fronte a questa situazione che nel 2022 vedrebbe soccombere moltissime tra le emittenti più piccole e dunque più svantaggiate sul piano economico. Come sta succedendo in Veneto e già successo in Sardegna. I rischi che corrono le piccole TV private a causa del nuovo digitale terrestre si prevedono già da novembre, afferma l'onorevole Licatini, da quando in molte regioni italiane sono iniziate le operazioni di spegnimento dei ripetitori televisivi che trasmettevano proprio sulle frequenze 694-790 MHz, proprio quelle utilizzate da moltissime TV locali. È una discriminazione davanti alla quale non possiamo restare fermi. Per questo
Continua l'onorevole Licatini, ho chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico interventi volti a impedire che le piccole televisioni locali siano costrette a chiudere o a subire danni ingiusti. Si tratta non solo di rispettare e tutelare il lavoro di centinaia di persone, ma anche di valorizzare un servizio importante perché fondato su uno stretto rapporto di vicinanza e di fiducia con le comunità di riferimento. E intanto da parte del presidente dell'AREA, il sindacato che riunisce le emittenti televisive italiane più piccole, Antonio Diomedi, arriva il ringraziamento a quei parlamentari che hanno sostenuto nell'ultima finanziaria gli emendamenti in favore delle TV locali, ma che alla fine non sono stati accolti per via della fiducia chiesta dal governo Draghi. Come presidente dell'AREA, Radio Televisioni Europee Associate, desidero ringraziare i parlamentari che hanno sostenuto la nostra richiesta di emendamenti al famigerato DPR 146 del 2017, firmato dal presidente Mattarella. Emendamenti che sarebbero serviti a salvare centinaia di piccole emittenti radiotelevisive e migliaia di posti di lavoro. Purtroppo ancora una volta tutto questo sforzo è stato vanificato da parte del governo attraverso il ricorso al voto di fiducia che ha eluso tutti gli emendamenti non inseriti nel maxi emendamento del governo. Si è persa quindi un'altra occasione per cancellare un autentico vulnus della nostra democrazia in dispregio degli articoli 21 e 41 della Costituzione che tutelano la libertà di stampa e la libertà d'impresa. Ma noi non molleremo. La nostra battaglia continuerà senza esitazione per impedire che svanisca nel nulla una realtà che per molti anni ha reso l'Italia un esempio nel mondo sul piano del pluralismo dell'informazione. Basket Serie B, la grande sfida tra le prime del girone Fortitudo Bisceglie è stata ufficialmente rinviata a causa della situazione epidemiologica che si è creata per motivi di sicurezza. La partita prevista per domani, domenica 9 gennaio alle ore 18 al Palamoncada, è stata posticipata a data da destinarsi. Si ferma anche il calcio fino al prossimo 23 gennaio e l'ex senatore Benedetto Adragni è stato nominato presidente onorario dell'Acragas Calcio. Ci sono i nostri servizi. Il calcio si ferma almeno sino al prossimo 23 gennaio in attesa che la pandemia possa rallentare la propria corsa. Numerose le squadre di tutte le categorie che registrano positività con i propri calciatori in quarantena in attesa di ulteriori tamponi. Chi risulta negativo invece continua regolarmente ad allenarsi. C'è invece come l'Acragas che ne sta approfittando per riordinare lo status del fondocampo del Seneto ridotto male. Venerdì scorso, infatti, 7 gennaio, sono iniziati i lavori di semina affidati alla ditta Palumbo di Palermo, specializzata nel settore della manutenzione del manto erboso. Gli operai specializzati hanno iniziato con la bucatura del terreno, cui è seguita la semina del Germinal, un seme di ultima generazione prodotto negli Stati Uniti che permette una crescita rapida dell'erba al 70% in più rispetto ad un seme normale. Si tratta dello stesso trattamento che viene adottato per il manto erboso dello stadio del Sassuolo in Serie A e del Palermo. Se tutto andrà bene per come si spera, tra un paio di settimane si vedrà rigogliosa la prima erbetta. Intanto in casa Acragas si registra l'ennesimo colpo societario del direttore generale Giuseppe Deni. È notizia del coinvolgimento dell'ex senatore della Repubblica Benedetto Adragna nel progetto Acragas, un tassello societario in più per il club biancazzurro. Per quanto riguarda il calciomercato non si registrano novità in entrata, mentre in uscita è andato via Giulio Pardo, attaccante gelese che si è accasato con la Nissa. In casa Casteltermini, dopo l'arrivo del nuovo tecnico Mariano Cordaro, il DS messinese promette nuovi innesti di esperienza per potenziare la squadra. Il pro favara del tecnico Francesco Tudisco continua a lavorare molto sulla dinamica di gruppo e sullo spogliatoio, allenamenti in famiglia non potendo sostenere amichevoli
onde evitare le minacce di contagio della variante Omicron. La squadra si è allenata questo sabato mattina e riprenderà nuovamente martedì prossimo 11. In casa Canicattì si sta godendo invece il primato in classifica generale con 3 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Anche in questo caso Lillo Bonfatto sta seguendo i propri ragazzi con allenamenti giornalieri in attesa della ripresa del campionato. Infine, l'Unitas Sciacca, che ha ufficializzato Salvatore Crivello alla guida della squadra per il proseguo del campionato di eccellenza. L'ex tecnico della squadra juniores nelle ultime 2 giornate del torneo, ricordiamo, ha sostituito contro la Mazzarese in trasferta e contro la Parma Valgurrera il dimissionario Giuseppe Geraldi. Al termine di Canicattì siamo qui con il tecnico biancorosso Lillo Bonfatto per un'analisi della gara. Mister, quest'oggi 1-0-0 che ha dato luce qui al Valentino Mazzola di San Cataldo. Un suo commento. 0-0, però devo dire che è stata una partita bella, giocata da 2 squadre secondo me forti. C'è rammarico non della prestazione, perché è stata un'ottima prestazione, c'è rammarico perché potevamo portarcela a casa, però il loro portiere è stato oggi ha fatto il portiere, quindi noi siamo stati un pochettino, non dico imprecisi, però potevamo essere un po' più cattivi, però l'importante è arrivarci con quella cattiveria, farci complimenti al loro portiere, però sono soddisfatto perché i ragazzi come ogni giorno mettono impegno, mettono determinazione, hanno messo spirito di sacrificio, hanno giocato un buon calcio e se c'era una squadra dal mio punto di vista che doveva vincere era il Canicattì. Peraltro ci sono stati anche 2 gol annullati, uno per parte, uno a David Gueye, colto secondo il punto di vista del direttore di gara in fuorigioco, e poi all'ultimo abbiamo visto anche il gol dell'Enna annullato per fallo. No, guardi, io non parlo degli arbitri perché sbagliamo tutti, lo ripeto sempre, sbagliano pure gli arbitri, però se hanno fischiato hanno visto che c'era qualcosa che non andava, quindi va bene così. L'ex senatore della Repubblica Italiana, l'agrigentino Benedetto Adragni, è il nuovo presidente onorario dell'Akragas Calcio. A volere fortemente il suo ingresso in società è stato il direttore generale Giuseppe Deni, che ha trovato l'accordo unanime degli altri soci e dirigenti del club biancazzurro. Il senatore Adragni, tifosissimo dell'Akragas fin da ragazzino, ha accettato immediatamente la nomina e si è messo a disposizione della società per aiutarla a crescere ulteriormente e per cercare di dare il suo contributo alla scalata nel calcio che conta. Il senatore Adragni è un profondo conoscitore del calcio, è stato spesso presente allo stadio Esseneto per assistere alle partite della squadra agrigentina. Nel recente passato è stato anche presidente della società giovanile USD Agrigento. La sua seconda squadra del cuore è l'Inter. Ed è stato anche fondatore e presidente dell'Inter Club Palazzo Madama, intitolato al compianto capitano nerazzurro Giacinto Facchetti, a cui sono iscritti i senatori dell'Inter. Nel dicembre del 2012 è stato promotore del premio Tra Etica e Sport, assegnato al presidente dell'Inter Massimo Moratti, al termine di una suggestiva e partecipata cerimonia al Teatro Pirandello di Agrigento. I suoi incarichi parlamentari sono stati come questore del Senato dal 6 maggio 2008 al 14 marzo del 2013, membro della 11ª Commissione Permanente Lavoro Previdenza Sociale dal 1 gennaio del 70, segretario dell'11ª Commissione Permanente Lavoro Presidenza Sociale dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare dal 13 novembre 2006 al 28 aprile 2008. Adesso per Benedetto Adragni il prestigioso incarico di presidente onorario dell'Akragas Calcio. Queste le sue prime dichiarazioni. Questa richiesta mi ha molto onorato, afferma Adragni, e non potevo che essere contento di accettarla e avere deciso da tempo di dimettermi dalla politica e dalle competizioni elettorali mi ha agevolato nella decisione. Amo la squadra dell'Akragas e il calcio e spero di poter anch'io contribuire a riportarla dove merita di stare. Purtroppo ho anche detto agli amici dirigenti che i miei attuali impegni mi portano a stare molto tempo all'estero e quindi in questa fase non potrò fare molto.
Ma avere questo titolo, continua Dragna, anche se solamente onorifico, mi impegna a dedicare parte del mio tempo a seguire e organizzare qualche evento che possa servire alla nostra amata Akragas. Adragna conclude ancora dicendo: ringrazio ancora una volta Peppe Deni e i dirigenti per la stima manifestatasi e sempre forza Akragas. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend, a presto.